Il riordino delle province venete, l'ipotesi di Verona città metropolitana e l'accorpamento dei comuni più piccoli sono stati i temi al centro di un dibattito svoltosi a San Pietro di Lavagno e organizzato dal vicepresidente del Consiglio regionale Franco Bonfante del PD. A confrontarsi, oltre che lo stesso Bonfante, anche il deputato del Partito Democratico Gianni Dalmoro e il sindaco di Verona Flavio Tosi, davanti ad una platea gremita di molti amministratori locali. Temi di grande attualità discussi all'indomani della decisione del Consiglio regionale di voler mantenere in Veneto di fatto tutte e 7 le province, o meglio, 6 province più Venezia, città metropolitana. Una scelta in risposta all'invito del governo di tagliare e ridurre la spesa pubblica che trova l'opposizione del Partito Democratico e di Franco Bonfante in primis. Secondo noi quindi viene a mancare quello che era l'obiettivo, quindi quello che era una riduzione dei costi della politica fatta dalla riforma governativa, ma anche costi degli apparati. Teniamo presente che una volta che le province fossero ridotte, automaticamente c'era anche la riduzione di enti statali come le prefetture, come altri enti, e quindi effettivamente la riduzione dei costi avrebbe potuto essere reale. Secondo Tosi invece la decisione della Regione Veneto significa chiedere al governo il tempo di fare una proposta seria per ottenere quel risparmio di spesa richiesto senza cancellare le singole identità. Condivisione trasversale e bipartisan invece l'ipotesi di istituire Verona città metropolitana. Un argomento portato avanti da noi, dai nostri parlamentari, ma anche da noi in Regione, abbiamo voluto nello statuto della Regione Veneto e che è condiviso anche dal sindaco di Verona, è quella di prevedere un percorso affinché Verona possa essere considerata città metropolitana. E guardate, non è una questione solo di prestigio nominale, è un vero rafforzamento delle funzioni, delle competenze e anche delle risorse che Verona e il circondario di Verona potrebbe avere, perché Verona è l'unica città del Veneto che con le città vicine come Villafranca, San Giovanni del Patotto, San Martino Bolmer, eccetera, tutte abbastanza popolose, può raggiungere circa 500.000 abitanti. Forse è l'unica città del Veneto a poter raggiungere questa soglia. Anche la legge regionale, votata all'unanimità sull'accorpamento dei comuni più piccoli, ha trovato supporto e consenso nel convegno di San Pietro di Lavagno. Un sistema per ridurre da un lato la spesa complessiva pubblica e dall'altro per dare più risorse facendo massa critica alle comunità locali. Previsto da una legge nazionale, ma che poi la Regione ha applicato, la necessità di mettere assieme le funzioni obbligatoriamente per i comuni sotto i 1.000 abitanti, ma anche per i comuni fino ai 5.000 abitanti hanno l'obbligo di mettersi assieme per migliorare i loro servizi. Questo dovrebbe comportare anche migliori servizi da un lato e riduzione dei costi dall'altro. Bene, questo è un esempio virtuoso, l'abbiamo approvato all'unanimità, maggioranza e opposizione nel Veneto l'hanno fatto.